Benvenuti in mio nuovo video. Oggi siamo a Caltrano e faccio la salita a Malga Sugno, dopodiché salirò a Bocchetta Sugno fino a prendere il sentiero forestale che mi porterà a Bocchetta Pau. Da Bocchetta Pau scenderò fino qui al parcheggio. Ciao, a dopo. Il sentiero parte dietro alle scuole, dietro alla palestra e subito bello ripido. Corso di 13 km e 1100 metri di dislivello. Bello tosto insomma oggi. Sono da solo. Vediamo. Noi teniamo la sinistra e cominciamo la salita vera e propria. Chiaro è il numero 677. Questo sentiero fa parte dell'Alta Via della Grande Guerra. L'Alta Via della Grande Guerra è un sentiero che collega il Monte Grappa all'ossario del Pasubio, passando per Cimone e per Asiago. Proprio bello questo sentiero. Tutto tornanti, murete a secco. Questo bivio, noi andiamo via dritti qua, si poteva partire direttamente da Tezze, il sentiero 681, per evitare un po' di dislivello, ma secondo me non vale la pena. Bellissimo. Dopo un'ora e 45, quasi 5 km, sono arrivato in prossimità della Malga. Manca poco. Dopo 2 ore e 900 metri di dislivello e 5 km sono arrivato a Malga Sugno. Questa è la vista che si vede da qua. Dopo breve pausa qui a Malga Sugno, sto riprendendo il cammino per Bocchetta Sugno e poi prendo il sentiero forestale. Arrivato a Bocchetta Sugno, adesso vado lì a destra
al sentiero forestale. Sentiero dei Forestali 1389, sulle orme della memoria, le varie tipologie di trincee, i ricoveri, le postazioni. A questo punto noi teniamo a sinistra per il Sentiero dei Forestali e poi Bocchetta Paù, il nostro punto di partenza. Qui parte ufficialmente la discesa 671 Caltrano. Adesso vado fino lì a vedere il panorama e lì poco sopra c'è Bocchetta Paù. Bocchetta Paù. C'è gente che sale dal 10° tornante. Non so se lo vedete lì. Cioè, dal 10° tornante del costo sale. Ho visto dall'altra parte del sentiero che sale dal 10° tornante è Egidio, uno che conosco, che abita a Cogoglio, che mi ha detto lui di questo sentiero qua. Fatalità, è venuto su anche lui. Sangue qua le fotografie. Ma dai. Mettiti sulla, dai, un'altra volta, su. Dai. Fermula. Ecco, fermula. Adesso facciamo giocare. Fa la foto. Fermula. Pronti? Via! Ma che la persona che arriva, Sì, che sì. tutto fa il giri, ti fa il salto dietro e lascia raccogliere. Dietro, lascia raccogliere. Via! Si occupa anche. Mettiamo d'accordo, è possibile trovarci in cima. Egidio. Tutta discesa fino alla macchina. Bel giro. La salita fino a Malgasugno, a parte il dislivello, fatta un po' di allenamento, non è pericoloso, è semplice, è adatto a tutti. Seconda parte, il sentiero
dei forestali, è un po' più impegnativo, soprattutto la discesetta lì che fa scendere sotto le rocce. Per arrivare a Boqueta Paú sono 8 km e 1000 metri di dislivello e ci ho messo circa 3 ore più pausa drone e mangiare qualcosa. Cima là, sotto quelle rocce là. A sinistra si va direttamente a Malga Sugno, noi invece scendiamo ancora. Dopo 50 minuti di discesa sono arrivato al termine del sentiero 671 alla Pozza del Tavaro, sembra che si chiami così, dove prelevano l'acqua i vigili per l'antincendio, invaso antincendio di Valdarsa. A destra arriva del 10° tornante una forestale antincendio che taglia tutto il Monte Paú. Adesso noi scendiamo ancora un pezzettino per la strada e poi teniamo alla sinistra per tornare alla macchina. Dopo oltre 13 km, 1000 metri di dislivello e 3 ore e mezza più pause sono ritornato alla macchina. Giro impegnativo, però niente di difficile, basta un po' di gamba, un po' di allenamento. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!